Superstrada Pedemontana Veneta, da oggi le verifiche finali per l'apertura di quello che è il tratto Breganze-Bassano Ovest. Bassano Ovest, voi vedete alle mie spalle il casello, è quasi tutto pronto. Proprio stamattina dalla Regione il direttore della struttura di progetto, ingegnere Elisabetta Pellegrini, ha incontrato il concessionario e quindi una raffica di misure e contromisure per capire se in effetti entro il 19 di questo mese anche questo terzo tratto così importante potrà essere aperto. Le prove vere e proprie in realtà vanno avanti da almeno una ventina di giorni, periodo utile per controllare l'asfalto del manto stradale e certificare tutta una lunga serie di parametri, compresa la segnaletica della quindicina di chilometri di nuova apertura del terzo stralcio della Pedemontana, per la relazione finale che andrà a stabilire che tutti gli impianti dei lavori sono effettivamente finalizzati alla rispondenza di quanto commissionato e alla sicurezza della percorribilità dell'importante infrastruttura. A certificare il tutto l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, per la Regione, presente oggi, mentre ogni giornata è buona per l'apertura della tratta da domani al 19 novembre con i caselli di Colceresa e Bassano Ovest, sempre che tutto naturalmente risulti in piena regola. Terzo tratto, si diceva, dopo il primo, dalla A31 allo svincolo di Valdastico fino a Breganze, il secondo tratto Malo-Casello di Breganze e questo che porterà da Breganze a Bassano Ovest. Con questa nuova apertura si potrà percorrere la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni, da Malo a Bassano dunque, potendo svincolare sull'A31 all'altezza del casello di Valdastico in circa 15-20 minuti rispetto ai 45 odierni in orario di punta.